quando abbiamo fatto i 130 anni dell'operaio, avevo detto che era indispensabile per il prosieguo della nostra società una sede, anche piccola, e un rinnovo generazionale. Ora mi pare che con questo abbiamo già fatto un passo importante, abbiamo un posto di aggregazione dove i soci possono venire e anche nuovi soci possono partecipare. Una società piccola, silenziosa, ma che lavora tanto e tanto fa sia per la Chiesa Cattedrale, ma anche proprio per la città. Ma direi che interpreta un po' quello che è il suo presidente, perché a me piace essere sul campo, mi piace operare, sono così, è la mia natura e purtroppo alla mia età è difficile che si possa cambiare. Quindi la società è una società silenziosa ma operante. Quali gli auspici che il Presidente fa per l'associazione per il futuro? Gli auspici sono di progredire sempre di più. Ora facciamo due momenti importanti, il pane benedetto e la pesca di beneficenza, e mi auguro che nuova linfa e nuovi soci abbiano altre iniziative, nuovo Presidente, perché come ho già detto nel 2021 io non mi candiderò più, quindi perché io ritengo che nuove persone abbiano nuove idee e nuove energie. Certamente è una giornata importante per Chiavari, non solo per il mondo cattolico di Chiavari, ma per l'intera comunità di Chiavari. Una società che già viveva da 140 anni e che oggi con questa sede certamente aumenterà il servizio nella città di Chiavari. Se le società operaie cattoliche continueranno su questa ombra di cammino, certamente daranno ancora del frutto.